È partita con la demolizione dei marciapiedi attorno alla fontana esistente e la realizzazione della nuova rotatoria di via Prandina a Chiavari. Nei prossimi giorni verranno spostate e ripiantumate le tre palme nane cresciute ai bordi della vasca e anche quest'ultima sarà eliminata per fare posto ad un rondò più piccolo di forma circolare con prato e piante verdi e un palo dell'illuminazione al centro, attorno al quale potranno circolare i veicoli per una viabilità complessiva che darà la possibilità alle auto provenienti dall'Aurelia di imboccare Corso Genova e da qui raggiungere in maniera più agevole il casello autostradale. Inizialmente ci sarà un periodo di sperimentazione per capire i flussi di traffico. E verrà realizzata una rotatoria provvisoria con New Jersey perché in base ai flussi di traffico la Polizia Municipale ci dirà poi se questa rotatoria dovrà essere spostata più o meno in base alla conformazione attuale, esattamente come è successo in via Trieste. La rotatoria in muratura verrà costruita poi dopo la chiusura delle scuole, dopo aver analizzato questi flussi di traffico. I lavori dell'importo di oltre 125.000 euro sono stati affidati alla TEAS di Sestri Levante. Oltre alla realizzazione della aiuola spartitraffico, il progetto prevede il rifacimento o addirittura la costruzione di nuovi marciapiedi, dove particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza dei pedoni. Verrà realizzato un nuovo marciapiede tra Salita Bacezza e via Privata Paganini, quindi lato monte della via Aurelia, per la sicurezza dei pedoni. Inoltre verranno allargati i marciapiedi in via Prandina sia lato levante sia lato ponente, in quanto abbiamo l'accesso alle scuole solari e per maggiore sicurezza quindi delle famiglie e dei ragazzi. Previsti anche dei paletti in ghisa per evitare che le macchine parcheggino sopra i marciapiedi, nuove caditoie per regimare le acque bianche e nuove luci a LED in tutta la zona oggetto dell'intervento per la sicurezza.